Assessore Sciaurli, la Commissione delle Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni si è riunita per la prima volta in Friuli Venezia Giulia con un risultato particolarmente importante. Sì, da un lato l'orgoglio di ospitare qui la Commissione Politiche Agricole Nazionale, anche per il riconoscimento del territorio, per l'importanza e il contributo che cerchiamo di dare anche alle dinamiche e alle politiche di livello nazionale e non solo regionale. D'altro canto anche un risultato, il primo punto all'ordine del giorno era una nostra espressa richiesta che riconosceva e chiede al Ministro di riconoscere la priorità per i diritti d'impianto ai terreni come il Carso, dove si sviluppa una vitivinicoltura eroica. Quindi avere anche il via libera all'unanimità della Commissione Politiche Agricole Nazionali credo che rinforzi e dia maggiore autorevolezza alla nostra richiesta. Quindi una Commissione che si è riunita qua, ha lavorato, ma soprattutto si è occupata anche di tematiche, temi e interessi della nostra Regione. Presidente della Commissione Di Gioia, è importante che la Commissione sia itinerante, cioè vada sui territori. Oggi siete venuti per la prima volta in Friuli Venezia Giulia a Trieste che è vicina all'appuntamento con la Barcolana, anzi è già dentro questo grande evento nazionale. Sì, uno dei temi che la politica credo debba affrontare è quello di avere il contatto con la realtà. Molto spesso ci troviamo a valutare argomenti per i quali sarebbe necessario avere esperienze, cognizioni specifiche, quindi andare in giro seppur con una tempistica molto diluita, perché ovviamente le nostre commissioni sono mensili. Oggi qui capita di stare alla Barcolana e quindi di venire in un evento importante, forse non c'era mai venuta qui la commissione, insomma ci consente di guardare la realtà con un occhio diverso e quindi di avere maggiore cognizione dei problemi dei territori. Non a caso, per esempio, uno degli argomenti che abbiamo affrontato riguardava i cosiddetti vitigni eroici, che sono specifici e particolari di questa zona, e oggi aver potuto constatare nel merito e poi valutare i documenti ci ha consentito di prendere una decisione che credo sarà utile anche in particolare a questo territorio. Per il resto la Commissione ha il compito di tenere assieme le istanze che vengono da tante regioni, quindi un lavoro complesso in una materia che vede una differenziazione tra regioni molto intensa. Abbiamo tante agricolture in Italia, una biodiversità enorme, quindi trovare il massimo equilibrio ogni volta è un sofisticato negoziato che poi ovviamente ci porta all'interlocuzione con un governo che deve avere questa visione d'insieme. Però sono soddisfatto del nostro lavoro e ringrazio assessori come Sciaurli che sono sempre sul pezzo, sapendo difendere i propri territori, ma guardando poi quello che è l'interesse generale nell'atto della decisione finale.